Nuovo vlog, ultimo vlog di luglio, prima della pausa. Sì, oggi sto tagliando erba, adesso è pomeriggio, avevo iniziato questa mattina, ma col decespugliatore è eterno tagliare qua sotto perché è veramente grande il prato. E sto tagliando erba, sto tagliando i bordi più che altro. Adesso vi faccio vedere. Allora, avevo tagliato laggiù, vi avevo fatto i filmati. Lì ero finita su un formicaio, molto bene, sentivo pizzicare le gambe, per forza avevo le formiche addosso. Poi da lì ero passata qua sotto e avevo fatto un pezzettino più sottile, una striscetta fino a qui, poi si era scaricata la batteria. E adesso ho continuato, ho fatto uno striscia un po' più grande, per poi proseguire di qua e si è chiusa la porta e ho fatto un bel pezzettone. Adesso non so se ha voglia Franz di fare questo lavoro oggi. Intanto qui c'è la pasta fredda, qui c'è pasta scondita, solo con l'olio, pronta da condire con qualcosa. Io la mangerò un po' stasera e se avanzerà magari domani. Così. Mi è arrivato il pacco di Shein che aspettavo, ma vorrei farvi un video a parte. E niente, comunque ho lavato già tutti i piatti. Adesso aspetto che entri Franz, vediamo che cosa ha voglia di fare oggi pomeriggio. Io ho lavorato abbastanza oggi, devo dire. Sono contenta di aver tagliato un po' d'erba. Mi sento autonoma. Qualcuno sta comodo sul divano. Infatti non l'ho pulito neanche oggi, né ieri né oggi, perché qualcuno sta molto comodo sul divano. E tra un po' cade anche giù. Ti. Spera un po' che ti allunghi. Qua, senti qua. Ah, che bello. Ha distrutto tutta la tela. Tutta bucata questa tela. Guarda che cadi. Pepe, guarda che cadi giù. Comodo, mi raccomando. Queste ferie mi stanno mettendo una fiacca addosso, incredibile. Mi sta uscendo tutta la stanchezza che avevo accumulato e quindi devo proprio utilizzarle per riposare il più possibile. Oggi Pepe è in crisi, si sta altamente rilassando. Svaccato per terra. Guarda, sta camminando. Chissà cosa sta facendo. Ma di solito non dorme per terra così, cioè si sdraia ma non dorme. Oggi deve essere talmente stanco. Boh. E dunque, sì, mi vedete con questa roba. Ho messo anche un correttore, ma non è il colore giusto per me perché è rimasto il nero. E voglio vedere se forma le pieghe, se si ferma nelle pieghette. Ho messo anche la cipria sopra, ma voglio... È un test, è un test. È il correttore di Shein, Shiglam, vabbè, questo. E poi, sto morendo di caldo. Questo anche è un rossetto di Shein. È scuro, è tanto scuro. Io pensavo fosse leggermente più chiaro, però devo dire che non mi ingiallisce i denti, anzi sembrano più bianchi di quello che sono in realtà perché non sono bianchi. Devo dire che non è brutto, sa un po' da vecchia, però non mi dispiace. Io non metto mai rossetti, primo perché mi vanno sui denti e quindi poi ne ho più sui denti che sulle labbra. Secondo perché mi danno fastidio, cioè li sento, so di avere qualcosa sulle labbra e mi dà fastidio. Invece questo qui non mi dà per niente fastidio e è questo qua. Vediamo se riesci a metterlo a fuoco, forse, ok? Questa è una colorazione Peonia 206. Ho messo nel carrello di Shein altre colorazioni perché devo dirvi che mi piace tantissimo la texture che ha sulle labbra. Poi io tendo ad avere le labbra secche, invece è perfetto. Poi ne ho preso un altro, però questo qui è quello con i brillantini, classico, quindi trasparente con i brillantini. L'ho dovuto mettere in frigo, perché l'ho aperto, l'ho messo sulle labbra
e si è spappolato tutto, era praticamente sciolto e quindi l'ho messo in frigo. E adesso sto programmando, siccome sono molto pigra e neanche quest'oggi sono andata a camminare, sono troppo pigra. Io so che quando sono a casa poi sono molto pigra e quindi alle volte preferisco andare a lavorare piuttosto che stare a casa, però avevo bisogno di stare a casa e fare le ferie. Ho detto, per evitare di non fare veramente niente, mi sono messa a programmare le foto per Instagram. Ho messo la lavatrice ad andare, dovrebbe aver anche quasi finito, quindi poi stenderò anche la biancheria. E in quella roba che ho messo a lavare ci sono anche delle cosine di Shein, un costume che mi piace tantissimo. Ho dovuto prendere una S perché sennò il pezzo sopra sarebbe stato troppo grande. Il pezzo sopra è perfetto, quello sotto è un po' strettino, mi fa un po' cotechino, ma se riuscissi a dimagrire ancora un po' sarebbe perfetto. E chi se ne frega se mi fa vedere il rotolino, amen, cioè, va benissimo, mi piace proprio tanto come è fatto anche lo slip, non è il classico mutandone, io non sopporto i costumi che coprono tanto, io amo i costumi micro, le cose piccole, perché io odio i segni del sole, no? Questo qua ha uno slip, devo farvelo vedere, vabbè, quando l'avrete già visto, insomma, mi piace tanto. Continuo con questo lavoretto, che ho abbastanza foto da programmare. Praticamente ho tutte le foto delle 3 cime di Lavaredo, le metterò tutte una dietro l'altra alla fine. Anche se alcune di queste foto delle 3 cime comunque ci sono già sul profilo Instagram, le ho già messe negli anni scorsi, voglio rimetterle lo stesso perché alla fine queste le ho fatte in un momento della giornata completamente diverso e in una stagione diversa e quindi voglio metterle lo stesso. Ora del tramonto, vado verso casa. Madonna che sporca la fotocamera. Ecco, pomeriggio sono stata a fare merenda con l'anguria e il tè su al villaggio, qua su sopra casa, perché sono andata con la mia amica che stamattina mi aveva chiesto, ho detto sì, andiamo, perché poi domani pomeriggio è un previsto brutto e poi lei lunedì rientrerà al lavoro perché si era fatta male, adesso lunedì rientrerà al lavoro in rifugio e niente, abbiamo fatto merenda su, siamo state benissimo, una pace, una tranquillità lassù, si stava proprio bene. Poi a una certa perché eravamo su dove c'è la chiesa, Nostra Signora del Cadore, e a una certa sono arrivate giù 2 signore col cagnolino e allora siccome la mia amica non aveva lavorato, ma lei piace molto l'arte, tutto ciò che è arte lei fa, adesso no, però ha fatto restauratrice e l'ha fatto per diverso tempo, poi adesso ha scelto di andare su in rifugio, però comunque ha fatto la restauratrice fino in primavera, cos'era? Marzo, aprile, non mi ricordo più. Poi aveva anche fatto come volontaria, era stata su alla colonia, l'ex colonia Eni, dove i figli dei dipendenti andavano comunque in vacanza e quindi si è messa a spiegare un po' alle signore perché non capivano perché è tutto così abbandonato e allora lei si è messa un po' a spiegare tutto perché lei sa a memoria tutto, io non mi ricordo, io so un po' così insomma, invece lei sa tutto lei sa tutto, c'ha una memoria, io so qualcosa ma lei è brava anche a spiegare le cose, io no, e quindi niente. Ecco, le uniche 2 signore che abbiamo visto alla fine. Siamo state benissimo lassù, veramente. C'eravamo sedute lì sugli scalini della chiesa, la scalinata lunga, giù in fondo. Sì, non là dalla chiesa proprio, giù in fondo. Ma perché cercavamo un posto all'ombra. E all'ombra, sinceramente, non è che ce ne siano tanti con una panchina magari per sedersi. È un posto all'ombra e tranquillo. E alla fine le ho detto ascolta, andiamo su in macchina fino a un certo punto e poi prendiamo il sentiero e ci sediamo lì e facciamo la merenda lì, infatti perfetto. Vabbè ragazzi, adesso io
vado giù a casa, sono le 19:29, 19:30. Ho fatto un casino di passi anche oggi. Ah beh sì, ho camminato prima, per forza. Comunque, vado giù a casa e non so cosa... La cena per Franz è pronta, non so Franz cosa si metterà a fare dopo. Domani pomeriggio porteremo mia nonna da sua sorella e quindi poi approfitteremo della cosa per fare un giro a Belluno, e poi sabato nel primo pomeriggio partiremo per andare al mare, per poi tornare domenica sera a qualche ora, forse notte, non si sa. Ecco, questo è tutto. Va bene, aspetta che apro gli specchietti perché me li dimentico chiusi. Capita. Comunque, ecco, il rossetto che avevo messo stamattina c'è ancora un leggero colorito, e ho mangiato di tutto, ho bevuto e c'è ancora un leggero colorino, ma c'è. Il rossetto di Shein, approvatissimo ragazzi, approvatissimo. E il correttore sì, c'è ancora, ma sinceramente non è adatto alle mie occhiaie, non è per niente adatto, perché comunque le occhiaie si vedono tantissimo. Non so come sia. In realtà se io mi guardo qui non vedo le occhiaie, però dal telefono si vedono tantissimo, dipenderà dall'angolazione. Non è andato nelle pieghe, contro ogni aspettativa, perché solitamente i correttori vanno nelle pieghe, invece no, avendolo fissato con quella cipria, che è una cipria particolare, non è la classica cipria bianca, e comunque è rimasto lì. Si vede che ho su qualcosa, perché la mia pelle non è proprio al massimo con il trucco, però è rimasto lì, fermo, e anche se non è il mio colore, alla fine un pochino è andato bene. Era giusto un test che volevo fare. Qui c'è un pepe, oggi è sabato, finalmente sabato 20, oggi partiremo. Qua c'è un pepe nella scatola della frutta e verdura. Direi sì, è bella questa catolina qua, caspita, questa catola è bellissima, sì, è bellissima. Ieri tanto oggi tempo nuvolosissimo e abbastanza fresco. Sì, sono ancora in pigiama. Ieri avevo fatto le unghie, avevo smontato le unghie precedenti fatte meno di una settimana fa, perché già si era sollevato tutto, perché non sto più usando, perché le nuove basi che utilizzo praticamente non necessitano di primer. Però non mettendo il primer acido, purtroppo a me non aderisce bene il gel. Io lo so perché ho le unghie grasse. E quindi, ecco, niente, si era già sollevato, quindi ieri mi ero messa a smontare tutto. E le unghiette nuove sono queste. Le ho fatte così, le ho accorciate nuovamente perché qua continuano a crescere come matte. Le ho accorciate e ho messo questi adesivi bellissimi presi su Shein. Non so, sono un po' più particolari, sono più neutre perché comunque ho usato la base neutra. Ma aspettate, sì, ho usato la base neutra ma senza glitter questa volta. Ho utilizzato questi adesivi bellissimi che si possono usare anche su unghie normali, su smalto normale, basta metterci poi il top coat sopra, come con il gel, stessa cosa. Questi adesivi risolvono molto se volete decorare le unghie, sono veramente, veramente belli. Guardate anche questi qua. Però volevo qualcosa di nero sulle unghie. E poi anche questi ho comprato, sono bellissimi. E risolvono tanto, questi adesivi. E li ho presi anche invernali. E poi adesso su Instagram l'avete sicuramente già visto, ho cambiato colore di capelli. Perché, Pippo, perché l'abbiamo cambiato? Allora, l'altra sera avevo fatto la decolorazione, ma i capelli erano usciti, allora, biondissimi, quindi giusti, decolorati, gialli, arancioni, arancio biondo, biondo arancio, insomma tutto un misto di colori, perché avevo dovuto togliere la decolorazione prima del tempo, in quanto purtroppo mi iniziava a pizzicare la cute, un po' troppo, e quindi ho detto, boh, è ora di togliere, se no rimango senza capelli. E ieri mattina, guardandomi allo specchio, ho detto, no, io non posso andare in giro con capelli ridotti in questo modo, cioè mi vergognavo se avere i capelli così.
ma neanche quando li decoloravano anni fa venivano fuori così. Purtroppo i capelli sono cambiati tantissimo da dopo che ho fatto i vaccini il vaccino del Covid. Non volevo uscire con quei capelli e quindi cosa ho fatto? Volete vedere? Beh sì, perché chi mi segue solo su YouTube non l'ha visto. Eccomi, questi sono i nuovi capelli. Questi sono i nuovi capelli. Adesso sono sporchi perché comunque li avevo fatti ieri mattina e ci ho sudato anche, per cui sono anche sporchi. Ieri con la piega stavano molto meglio, oggi con la piega e un po' di trucco stanno molto meglio i capelli colorati. Purtroppo i capelli così colorati sono molto impegnativi. Non so quanto riuscirò a tenerli, ma sono molto belli. Io adesso vi abbandono. Per questo luglio è tutto. Tutto ciò che registrerò da qui, da oggi in poi, praticamente ve lo metterò a settembre. Anche perché oggi partiremo, andremo al mare, quindi ci sarà qualcosa. Registrerò di sicuro qualcosa, cioè è impossibile che io non registri. Beh, oddio, mi dimentico spesso di registrare le cose, però siccome andrò al mare sicuramente qualcosina registrerò. Ci rivedremo a metà settembre. Continuate a seguirmi su Instagram, che di sicuro sarò più attiva rispetto a YouTube, questo non c'è dubbio. Vi saluto, c'ho un po' d'ansia. Ci rivedremo a settembre, mi raccomando, continuate a seguirmi e a condividere il mio canale con qualcuno, se qualcuno gli piacciono i video semplici di vita quotidiana, insomma, condividete il mio canale, lasciate il like e se non siete iscritti iscrivetevi. Non lo dico mai, ma questa volta lo dico. Vi saluto e ci vediamo a settembre. Ciao!